Benvenuti da Giovanni Schiavo a Run TV, il settimanale che troverete tutte le settimane da mercoledì prossimo sul web. Un settimanale che parlerà del running, presentando servizi, filmati, cronache, incontrando medici, incontrando tecnici e presentando articoli tecnici settimanalmente. Invitiamo quindi gli amici podisti a mandarci filmati, resoconti, cronache e qualsiasi altra informazione che concerne il mondo del running. E adesso lanciamo il primo servizio. Run TV era presente con le sue telecamere alla Maratonella di Campalto che si è corsa domenica scorsa. Quindi buona visione a tutti. Tre, due, uno e si va! Sulle mani! L'emozione di vedere tanta gente che corre a un atleta che non è più atleta, però che è stato un atleta di alto livello del passato, niente, è un piacere, in tanti anni ho visto crescere moltissimo il mondo del running e questo per un appassionato come me è importantissimo, anche perché adesso ci lavoro con il mondo del running, lavorando in Diadora e quindi fa bene, si vede tantissima gente che sta correndo, quindi vuol dire che anche noi abbiamo preso la strada dell'estero, dell'America, dove tanta gente fa il running e che corre, quindi speriamo che ce ne siano sempre di più. Che sono coincidenze, sai voglio dirti che per la legge del dollaro è chiaro che hai ragione te. Con la legge del dollaro è giusto, vinci sempre te. E io sono un po' misero, è vero, un po' di invidia c'è. Grande! Ma con la legge del dollaro un prezzo da pagare c'è. Sei tu che dici per il compleanno, fammi un regalo piccolo. Il re della Maratonella di Campalto, con la divisa dell'Atletica Mineiro in retta, ma bravo! Giovanna Volpato, la numero uno, con il gran sorriso sul traguardo della Maratonella di Campalto. Per me è un bel significato perché comunque sono di mira, quindi sono abbastanza in zona. Ho vinto 3 settimane fa la maratonina di Mestre, quindi ho detto dai, vediamo di fare anche la maratonella di Campalto, che è sempre della mia provincia di Venezia, e quindi ho detto vediamo se riusciamo a vincerla. Sono riuscito, non è stato facilissimo perché il percorso è molto duro, nel senso che c'è la prima metà è praticamente una campestre e l'altra metà ci sono i saliscendi del Parco di San Giuliano impegnativi. Comunque sono stati duri, ma sono riuscito ad arrivare con un buon distacco sul secondo e vincere la corsa. Per me è un bel risultato, in casa sono contento. Oggi abbiamo superato le nostre più rosee previsioni, siamo arrivati a superare la quota di 1700 partecipanti. Sì, certamente ci ha aiutato anche il tempo, perché è innegabile, però quello che ci soddisfa di più e ci dà conforto per avere e continuare con altre edizioni è la caratura tecnica dei partecipanti. Siamo a livelli elevati, tant'è che il record della corsa è stato frantumato perché era testato su 1,54 e adesso Simone Gobbo l'ha portato giù sotto l'1,49, quindi abbiamo dei signori professionisti. Dopo le immagini che avete potuto gustare della Maratonella di Campalto, adesso vi proponiamo degli altri servizi e partiamo con ottobre, il mese della Venice Marathon, quindi spazio alle interviste che abbiamo registrato nell'ultima conferenza stampa. Noi abbiamo oggi dato conto dei risultati delle iniziative di solidarietà dell'anno scorso,
con delle cifre importanti, circa 20.000 euro raccolti, ma soprattutto con un grande risultato di promozione sui progetti che avevamo realizzato. Poi abbiamo presentato il progetto 2014 che ha anche quest'anno come testimonial Alex Zanardi e che dovrebbe avere le caratteristiche del tutto nuove, che si appoggia all'organizzazione di rete del dono e quindi consente a molte più associazioni e istituzioni benefico-solidaristiche di ricerca di poter raccogliere fondi attraverso dei runners, attraverso persone che danno un contributo. Quindi il metodo di raccolta fondi è cambiato, è molto più ampio, infatti in questi primi mesi abbiamo raggiunto una raccolta che già sta superando la raccolta fondi che avevamo realizzato lo scorso anno in tutto l'anno. Quindi crediamo che questa sia la strada giusta per un binomio tra sport e solidarietà che Venice Marathon ha sempre perseguito, e per far questo abbiamo anche inserito una novità sul piano della corsa per consentire una partecipazione ancora maggiore quest'anno. Quindi abbiamo inserito, oltre alle Family Run del sabato a San Donà di Piave, a Dolo e a Mestre, abbiamo inserito una gara non competitiva di 10 km che saranno gli ultimi 10 km della Venice Marathon, con partenza dal Parco di San Giuliano e arrivo nel cuore di Venezia, ripeto, lungo il percorso straordinario degli ultimi 10 km della Venice Marathon. Iniziativa che abbiamo fatto proprio su sollecitazione di moltissimi atleti che di solito non riescono a correre la maratona, però che ci terrebbero a essere presenti nell'ambiente, nel percorso di quello che è l'evento maratona. Abbiamo realizzato proprio quest'anno un evento sui 10 km e 700 metri, aperto a tutti, non competitivo, che potrà far vivere l'emozione di quello che è la maratona di Venezia. È una cosa che è stata sollecitata oltre che da atleti italiani anche da atleti stranieri, perché molti accompagnatori che venivano a fare la maratona aveva qualcuno che correva ma non era in grado di correre i 42 km e quindi anche per loro sarà un'agevolazione. Daremo tutti i servizi e le agevolazioni per poter sia partecipare, sia, visto che è un percorso che poi non è ad anello ma partirà dal Parco di San Giuliano e arriverà sotto l'arrivo della Venice Marathon, per raggiungere l'area di partenza e ritornare poi da dove sono partiti. Come avete visto e sentito, una delle novità quest'anno organizzata dalla Venice Marathon è la VM 10KM, una manifestazione di 10 km che ha visto esaurirsi in brevissimo tempo le 2000 iscrizioni. Comunque restano sempre attive le iscrizioni per la Venice Marathon e per tutti gli eventi che si andranno ad organizzare, ossia la Family Run che si correrà a Dolo, a Mestre e a San Donà. Legata alla Venice Marathon, anche quest'anno Alex Zanardi sarà presente sulle nostre strade. Alex Zanardi lo conosciamo tutti da tempo, è un campione, è stato un campione in macchina, lo è tuttora, ma da anni compete con l'Handy Bike ed è uno tra i più forti al mondo. Anche quest'anno sarà presente alla Venice Marathon e adesso ci possiamo vedere l'intervista realizzata con Stefano Fornaser. Alex Zanardi non ha certo bisogno di presentazioni, però quello che incuriosisce soprattutto è il fatto di come fa a conciliare tutte le sue attività. Lui è un atleta di primo piano sicuramente nell'automobilismo, ha dimostrato che sa andare forte nel ciclismo paralimpico, ha dimostrato che sa andare forte con gli sci anche talvolta. Per cui come fa a conciliare tutte queste attività e soprattutto soddisfarle tutte? Ha imparato e mi viene da dire purtroppo, nel senso che ormai ho già tante esperienze alle spalle, in quanto comunque sono alla soglia dei 48 anni e lo sport prima o poi per il sottoscritto diventerà soltanto, come posso dire, una passione da espletare, chissà, magari nel fine settimana con gli amici, non più tanto a livello competitivo, però fino adesso la macchina tiene ancora, per cui cerco di sfruttarla e onestamente ho anche avuto delle grandissime gratificazioni come risultati assoluti, anche confrontandomi con atleti molto forti nel paraciclismo. Recentemente mi sono confermato come campione del mondo nella specialità cronometro ai mondiali paraciclistici di Greenville negli Stati Uniti e tra l'altro in un impegno preso veramente a sandwich tra altre due gare di automobili, perché quest'anno partecipo al campionato Blancpain GT Sprint con la BMW ufficiale, la Z4 GT3, che è una macchina bellissima e che fino adesso mi ha permesso appunto di intravedere la luce verso il podio,
ma non sono ancora riuscito ad agguantarlo. Spero di poter centrare questo grande risultato. Detto tutto questo, comunque mi gratifica, mi lusinga pensare che riesco ancora a correre in modo competitivo a dispetto non soltanto dei miei guai, ma appunto anche dei miei anni. Una vita molto bella, una vita di un uomo fortunato che ha certamente il privilegio di poter trasformare le proprie passioni in un mestiere, ma che non ignora appunto che la vita non è fatta solo di queste cose. La vita è fatta anche di solidarietà, di valori positivi, di cose che per me oggi sono diventate veramente importanti, per cui al di là di voler sempre cercare di fare le cose per bene nello sport, mi piace anche l'idea di poter essere vicino a progetti di solidarietà. Io stesso ne ho creato uno assieme a un gruppo di amici che si chiama Bim Bim Gamba. Assieme agli amici di Venice Marathon ho davvero trovato terreno fertile. Dalla mia prima partecipazione nel 2009 a questa gara bellissima siamo poi riusciti unendo le nostre forze, a fare tante cose belle per tanti bambini che appunto hanno visto tecnicamente la loro vita cambiare in meglio, e speriamo di poter continuare così, perché quest'anno poi attraverso la rete del dono, insomma, cercheremo non soltanto di raccogliere ancora più fondi, ma di fare ancora sentire ancora più forte nel cuore di chi ci aiuterà questo messaggio di solidarietà che vogliamo lanciare. Run TV oggi si trova a registrare nel punto vendita S3 Sport di Mestre in via Carossa. Come per le altre puntate che andremo a registrare, anche oggi presenteremo dei prodotti tecnici, e oggi, essendo da S3 Sport in via Carossa a Mestre, invitiamo un contitolare che è Renato, che tutti voi conoscete, e ci darà delle spiegazioni su alcuni prodotti tecnici. Ciao Renato. Ciao. Cosa presenti oggi? Oggi presentiamo due novità assolute: la Trick, che è una maglia della X-Bionic, che è un'azienda svizzera, quindi idea svizzera ma produzione italiana. Questo secondo me è molto importante, perché solamente in Italia si sono riusciti a creare dall'idea svizzera il prodotto fatto. Questa è una maglia pensata per l'inverno, per il running, è una maglia unica, tenuta termica da meno 20 a più 20 gradi, completamente giusta per fare tutto quello che si può fare nel running. La grande innovazione è che lavora sul nanocellulare. Questa maglia come primo obiettivo ha il mantenimento dei 37 gradi corporei con tutte le situazioni estreme all'esterno. Quindi potremo usarla da sola con un giubbino antivento sopra, e saremo completi per correre tutto l'inverno. E allora, dopo aver presentato la maglia ai nostri amici, che cos'è che ci presenti adesso, Renato? Presentiamo la scarpa più innovativa della Nike di quest'anno, la Pegasus 31. La scarpa che sta usando Mo Farah, che è il campione olimpico dei 5.000 e 10.000 per l'allenamento. È una scarpa però con un range molto vasto, nel senso, la novità assoluta è la termosaldatura della tomaia, che dà più precisione nella fasciata al piede, e un differenziale 10 mm. Parliamo di questa scarpa, che è la scarpa più importante della Nike, cioè la più storica, perché la Nike ha cominciato con questo modello. Grande elasticità, grande controllo, peso eccezionalmente leggero. Come potete vedere, adesso lanciamo un servizio sul Nordic Walking. Recentemente a Venezia si è tenuto una manifestazione con oltre 1800 partecipanti, è stato un successo, e adesso viviamo i momenti della partenza e le emozioni della corsa, oltre ad un'intervista registrata al presidente del Nordic Walking Mestre, Alberto Gorini.
abbiamo raggiunto dei numeri che non avremmo potuto mai sperare. Abbiamo superato i 1800 partecipanti, tutti raggruppati qui alle mie spalle, tutti entusiasti con la voglia di percorrere Venezia nelle sue calli più nascoste. Ma è il fascino di Venezia o il fascino del Nordic Walking che porta tutta questa gente qui a questa manifestazione? Io penso che la combinazione sia esplosiva, una città, una storia e un'attività nuova, uno sport che sta coinvolgendo moltissima gente e che le rende tutte entusiaste e vogliose di partecipare continuamente a eventi nuovi. E poi ricordiamo che questa attività sportiva appunto permette di fare turismo, sport, cultura, ambiente nello stesso tempo. E proprio nel rispetto dell'ambiente avete anche un accorgimento sui bastoncini. Assolutamente sì, noi dobbiamo rispettare l'ambiente in tutti i modi. Il bastoncino non ha emissioni, è salutare e qui a Venezia in particolare usiamo dei gommini per non rovinare il prezioso selciato millenario. Anche questa è una forma di rispetto che ci consente di poterla vivere nel modo migliore possibile e partecipare al circuito Città d'Arte di cui fa parte Venezia, seguita da Roma e da Siena, penso che sia il modo migliore per poterlo vivere, guardandosi attorno, godendosi di quali sono gli spettacoli che la città offre e farlo anche con una forma di camminata che ci consente di migliorare la nostra attività, la nostra salute. E dopo il servizio sul Nordic Walking lanciamo la nostra pagina appuntamenti. Appuntamenti che vi daranno le informazioni su quelle che saranno le manifestazioni che si correranno nel Veneto e anche in altre regioni. Ecco alcuni appuntamenti. Sabato 18 ottobre, Family Run a Dolo, Venezia. Villa di Maser, Treviso, 6 ore trail, gara di trail da affrontare da soli o in coppia su circuito di 6 km con 350 di più. Domenica 19 ottobre, Orgnano, Spinea, Venezia, corsa podistica d'autunno, chilometri 6, 11, 19, Summaga, Portogruaro, Venezia, Marcia dell'Abbazia, Cordignano, Treviso, classe trail, Memorial Andrea Zorzetto. Trebaseleghe Padova, corsa podistica, chilometri 6, 13,5. Cogollo del Cengio Vicenza, La Cogolana, Maratona Montecengio, chilometri 7, 12, 18, 42. Padova, Marcia della Croce Verde, chilometri 6, 12, 22. Terminiamo questa prima puntata, che speriamo sia stata di vostro gradimento, ringraziando chi ci ha ospitato S3, Renato Costantini, che ci ha ospitato per la prima puntata, è stato con noi, ci ha presentato 2 prodotti tecnici, una scarpa e una maglia tecnica. A tutti un appuntamento su quella che sarà la seconda puntata che troverete su Run TV oppure su venetodoggi.it o comunque sugli indirizzi che trovate in sovraimpressione. A tutti un saluto da Giovanni e da Renato.